In balia dei ladri da settimane, vivendo ogni giorno il paradosso di essere donne vittime di un'oggettiva violenza e di dover comunque garantire ad altre donne ancor più indifese la tutela della loro sicurezza e dei loro diritti. È lo strano quotidiano delle operatrici del Centro Veneto Progetti Donna, un'associazione che da 20 anni ormai lavora a fianco di donne, centinaia ogni anno, che si rivolgono a loro nel centro antiviolenza di Via Tripoli o agli sportelli della Patavina Piazza Capitaniato o di Abano Terme. Donne che avrebbero bisogno di tutele e di privacy e che invece si ritrovano periodicamente fianco a fianco con i carabinieri chiamati ad intervenire per furti divenuti ormai la norma. Furti vissuti di riflesso in realtà, dal momento che il vero obiettivo dei ladri è l'ufficio anagrafe del comune in Via Tripoli, al di sopra del quale il centro ha trovato ospitalità in un locale messo a disposizione dall'amministrazione. L'aggressione continua è stata veramente dura da sopportare, anche perché arrivavamo qui la mattina con le donne che avevano fissato gli appuntamenti. Si tratta di persone che già vivono situazioni molto, molto pesanti. Ecco, arrivare in una sede dove le porte erano scardinate, tutto tirato giù, insomma, è stato veramente, ci ha molto provato questa cosa. L'ultima sgradita visita solo pochi giorni fa come ennesimo prolungamento dell'effrazione ai danni dell'ufficio anagrafe, ancora chiuso per furto. Nella piccola stanza del centro donna, dopo la razzia del primo furto in marzo, ormai da rubare è rimasto ben poco, ma è una magra consolazione di fronte ad un disagio che sta diventando frustrazione. Abbiamo bisogno di essere più tutelati, ma che le istituzioni, che la comunità ci abbia più in mente come un servizio anche importante, perché effettivamente per molte donne lo siamo, ecco.